Ben ritrovati, lunedì 28 febbraio, sono le 13:35, è appena terminata la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia, in diretta questa volta da Palazzo Balbi, il passaggio iniziale sulla guerra in Ucraina con l'apertura totale del Veneto all'accoglienza dei profughi, la messa a disposizione dei farmaci ma anche proprio delle strutture che possano diventare dei dormitori per le famiglie sfollate e ve lo ricordo, Zaia ha anche detto non escludo di chiedere aiuto ai veneti, chi dovesse avere una casa, una stanza libera di potersi mettere a disposizione. Nel pomeriggio verrà anche diffuso, e noi ve lo faremo vedere nei nostri notiziari, l'IBAN messo a disposizione dalla Regione del Veneto per la raccolta di fondi. In chiusura poi della conferenza stampa tutti i dati sul Covid, i contagi ovviamente sono in calo e pare, Zaia l'ha definito una sorta di flop, che ci siano state poche prenotazioni per poter avere il siero Novavax, che è, lo ricordo, un vaccino non a mRNA e quindi con la tecnologia, diciamo quella degli altri vaccini, quindi una tecnologia che avrebbe dovuto fare meno paura ai Novax, ma insomma pare che questa cosa non si sia verificata. Vi raccontiamo poi alcune notizie di cronaca perché c'è stato un pauroso incendio, siamo a Pieve di Sacco, è un ex canile, ma i pompieri quando sono arrivati vi hanno trovato anche una persona morta carbonizzata. Andiamo a vedere i dettagli con il servizio di Padova. La macabra scoperta quando le fiamme sono state spente, il corpo senza vita di una persona è stato rinvenuto questa mattina all'alba all'interno di una struttura abbandonata in via Fiumicello a Pieve di Sacco nella bassa padovana. Un vecchio stabile una volta adibito a canile e ora abbandonato. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 6:30. Il casolare in muratura era avvolto dalle fiamme che erano estese a tutto il piano e terra. Dopo aver lavorato per almeno un'ora, i pompieri hanno ritrovato il cadavere carbonizzato di una persona che al momento non è ancora stata identificata. Potrebbe trattarsi di un senzatetto, un uomo, una donna, ancora non si sa, che aveva trovato riparo per la notte, dato che da anni la struttura non ospita più il canile ed è abbandonata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il nucleo investigativo dei vigili del fuoco che stanno cercando di individuare e capire le cause dell'incendio, se il rogo sia stato accidentale o se qualcuno lo abbia intenzionalmente appiccato. Non si esclude che le fiamme possano essere divampate da qualche rudimentale fuoco acceso dalla persona deceduta per riscaldarsi. Una tragedia della solitudine o qualcosa di diverso? Per accertarlo i carabinieri e i vigili del fuoco stanno cercando reperti per ricostruire l'identità della vittima. L'attenzione è stata convocata per domani e dopodomani, mercoledì 2 marzo, una seduta del Consiglio regionale del Veneto con inizio dei lavori alle 10:30 dedicata alla presentazione ed esame delle risoluzioni presentate dai vari consiglieri regionali sull'aggressione della Russia all'Ucraina. L'ordine del giorno prevede, dopo le risposte della Giunta alle interrogazioni e interpellanze già calendarizzate, le 5 risoluzioni depositate nei giorni scorsi. Un'altra notizia importante è che gli artisti russi che avrebbero dovuto esporre alla Biennale dell'architettura di Venezia hanno deciso di non esporre. Il padiglione russo è stato chiuso, secondo il deputato Sbrollini si tratta di un messaggio di pace, queste le dichiarazioni che ha reso all'ANSA. E ovviamente la guerra e le sue ricadute economiche sul territorio, non si tratta solo di un rialzo dei prezzi, il costo di materie prime e non solo, che è un po' il tema con cui abbiamo aperto questa prima edizione, ma i riflessi saranno evidenti anche nel turismo del Veneto, perché sapete che soprattutto sul litorale veneziano, tutta la zona del Veneto orientale, il flusso turistico di persone provenienti dall'est è sempre stato molto importante, russi con una capacità di spesa anche molto alta, e di questo vogliamo parlare ora, ma prima di farlo e presentare il prossimo ospite vi facciamo vedere l'intervista raccolta dalla redazione di Treviso proprio al presidente di Federalberghi. A spanne le dico circa 200 milioni di euro sul settore ricettivo che rischiamo di veder compromessi. Doveva essere l'estate della ripartenza definitiva. 2 anni di sofferenza facendo i conti con il solo mercato interno, importante ma certo non sufficiente a risollevare le sorti del Veneto a trazione turistica. E ora che l'incubo Covid stava sparendo, la guerra arriva come un macigno, forse superiore. C'è il dramma umano di vittime e profughi, ma pure il baratro di un fallimento economico. Per quanto riguarda i flussi provenienti da quell'area, il mercato russo pesa circa 1 milione di presenze nel Veneto. Se mettiamo assieme poi il mercato dell'est e anche delle aree confinanti, non perché questo mi auguro sia un oggetto di un'estensione del conflitto, ma perché
diciamo che il concetto di vacanza mal si concilia quando si hanno delle situazioni di guerra e di instabilità. Se dovesse coinvolgere anche queste aree nel processo decisionale, vuol dire che parliamo di circa 6 milioni di presenze. Sicuramente potremo contare ancora in una buona presenza del mercato interno, quindi degli italiani che tenderanno a maggior ragione adesso a restare forse ancora in Italia per questo 2022. In tutta sincerità le devo dire che noi speravamo quest'anno di rivedere un po' la ripresa del mercato internazionale. Lo stop alla quarantena per i paesi extra Unione Europea dal 1 marzo, decisa dal governo, era stata vissuta come una liberazione prima che l'invasione dell'Ucraina facesse precipitare tutto. Ora, anche per aiutare le attività in quella che si annuncia come una nuova, difficile stagione, gli albergatori chiedono che almeno il Green Pass base per accedere agli hotel venga rimosso. Quello che noi chiediamo adesso, considerata anche l'allentamento della curva del contagio, di procedere velocemente anche con un allentamento delle restrizioni, così come hanno già fatto dei paesi nostri concorrenti, pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Francia che si sta accingendo a farlo, così come l'Austria, così la Germania, e quindi fare in modo che anche in Italia si possa circolare con maggiore facilità e con minori restrizioni. E i conti li ha fatti proprio in questo senso la Fondazione Think Tank del Nord-Est. Io vi presento e ringrazio per essersi collegato con noi Antonio Ferrarelli, presidente nonché presidente del distretto turistico del Veneto Orientale. Buongiorno Antonio, grazie. Buongiorno a lei dottoressa, buongiorno, grazie dell'invito. Allora senta, voi avete fatto un po' i conti, possiamo un po' riassumere quanto vale il turismo dell'Est, Russia e Ucraina ovviamente, quindi russi e ucraini, quanto pesa sul nostro territorio? Voi avete i dati del 2019, quindi pre-pandemia, giusto? Esatto, abbiamo i dati pre-pandemia, li abbiamo analizzati, faccio una piccola premessa. È spiacevole parlare in questa situazione di guerra, certo, di rapporti economici, e quindi prima di tutto volevo manifestare la solidarietà a coloro che stanno vivendo questo momento, a tutte le popolazioni che stanno subendo questa situazione negativa. Tornando all'argomento di oggi, abbiamo fatto i conti su quella che era la situazione fino al 2019, rappresentando il flusso e la crescita che c'è stata nei 10 anni precedenti, dove da circa 150.000 presenze che venivano da Russia e Ucraina si è arrivati a oltre 1 milione di persone. Ma al di là del numero delle presenze è l'aspetto economico che queste presenze hanno portato nel territorio, perché come ha rilevato anche il dottor Schiavon nell'intervista che avete appena mandato in onda, si parla di 200 milioni all'anno che venivano spesi nel territorio del Veneto da questi turisti provenienti da Russia ed Ucraina. Più penalizzati la città di Venezia, no? Venezia era ovviamente la più visitata, e poi anche, e qui insomma lei ce lo potrà testimoniare, anche proprio tutto il litorale, quindi c'è il rischio che quest'estate il litorale sia orfano di tutte queste persone che appunto noi stiamo sperando che l'incontro di oggi possa portare a una risoluzione del conflitto, possa essere la guerra lampo più veloce della storia, ma non è detto che sia così, quindi giustamente voi state facendo anche i conti con quello che potrà essere per quest'estate, un'estate che tra l'altro era attesa come Florida, proprio perché i dati del contagio sono davvero in netto calo. Prima Zaia ci ha fatto vedere le curve nell'anno in cui ancora non c'erano i vaccini, e le curve invece relative al 2021 con delle prospettive davvero ottime per quest'estate, quindi davvero potevamo immaginare che questa era l'estate del vero ritorno alla normalità. Voi stavate facendo anche questo tipo di conti? Sì, allora stavamo facendo questo tipo di conti sentendo anche in diretta gli operatori turistici, i quali ci confermano che nelle prenotazioni siamo tornati al livello del 2019, non solo come numero di presenze, ma anche come provenienze. Cioè nel 2020 e nel 2020 praticamente no, ma nel 2021 principalmente c'erano austriaci, tedeschi, svizzeri ed italiani.
Ora hanno ripreso a prenotare anche i turisti provenienti dall'est, ovvero sia Polonia, Ungheria, Romania, tutti quegli stati che venivano nella costa veneta. Sicuramente i russi e gli ucraini incidevano particolarmente nelle città d'arte, Venezia in primis, ma anche Verona, e marginalmente nella costa e nelle montagne, però erano una grande spesa. C'è da dire che complessivamente arrivano a una spesa di circa, a una presenza di circa il 3% del turismo del Veneto, ma è un turismo che incide percentualmente in misura superiore a livello di spesa. Ho sentito operatori che mi raccontavano che quando andavano in montagna a Cortina arrivavano praticamente senza niente, quindi la loro capacità di spesa era enorme perché dovevano approvvigionarsi dagli sci agli scarponi oltre che al pernottamento e al vivere in località turistiche. Quindi siamo tornati al 2019 con tutti. E quello che preoccupa adesso non è tanto i turisti che provengono dalla Russia e dall'Ucraina, ma anche gli effetti che questo conflitto può comportare nel territorio, perché come avviene il più delle volte, soprattutto gli americani vanno a pensare all'Europa senza distinguere l'Italia piuttosto che la Grecia o la Spagna. E nel momento in cui vedono che c'è un conflitto che riguarda l'Europa, a prescindere che l'Ucraina non sia vicina all'Italia, comunque vengono frenati in questo loro trasferimento, in questa loro libera circolazione. Dal momento in cui siamo usciti e stiamo uscendo dalle limitazioni alla libera circolazione dovute all'aspetto sanitario, ora ci troviamo con questo rischio che ci sia questo freno alla libera circolazione a causa di questo inaccettabile, a mio avviso, conflitto che si sta manifestando in Ucraina. Senta, le risulta che anche dalla zona del Veneto orientale ci siano imprenditori che stiano mettendo a disposizione ad esempio le strutture per profughi? Forse è un po' presto per farle questa domanda, ma insomma, siccome stiamo vedendo che anche nella Marca alcuni si stanno muovendo. Allora, di preciso non ho ancora dei dati. Conosco gli imprenditori della Costa Veneta e non posso che garantire per loro sulla disponibilità e capacità di saper ospitare e dare un aiuto a chi realmente ha bisogno in questo momento. Si sono già manifestate queste disponibilità nei tempi passati, quando c'era l'esigenza di poter accogliere dei profughi, soprattutto derivanti dalla guerra, e non dubito che anche in questo caso, compatibilmente con i periodi dell'anno in cui questa richiesta è necessaria, ci sia questa apertura e disponibilità. Senta, poi c'è un altro tema, no? Oltre a quello di arrivi che potrebbero, se le cose dovessero continuare a essere così come le vediamo in questi giorni, arrivi agli sgoccioli, c'è l'altro tema, quello del caro energia, che anche per chi lavora nel settore turistico rischia di avere un peso considerevole. E poi ne parlavamo alcuni giorni fa quando ci siamo sentiti al telefono, il rischio di non ritrovarsi come l'anno scorso all'inizio di una stagione estiva senza personale. Voi state lavorando anche su questo fronte? Stiamo lavorando anche su questo fronte come distretto turistico. Abbiamo come fondazione studiato il problema e vista la difficoltà che c'è nel reperire lavoratori stagionali, per una serie di motivi che non è il caso adesso di elencare, ma che incidono in maniera forte sulla richiesta del mercato. Come distretto turistico stiamo lavorando con questo per cercare di rendere più lunga possibile la stagione. Dobbiamo arrivare a 8 mesi di stagionalità. E come si fa questo? Sviluppando quello che nel territorio a livello turistico ancora non è presente. Le do un dato. Da metà maggio a metà settembre ci sono circa dai 20 ai 22 milioni in epoca pre-Covid, dai 20 ai 22 milioni di presenze turistiche. Da metà settembre a metà maggio c'è solamente 1 milione di presenze, il che significa che un territorio che ha una capacità ricettiva importante non sa attrarre con delle iniziative, con delle mostre, con degli eventi particolari, tutto quel turismo
che può essere culturale, enogastronomico, ambientale, sostenibile, che invece gli altri territori sanno attirare. Bisogna superare quella, io definisco rendita, che la stagione estiva fornisce, per riuscire ad assumere nuove iniziative e far venire in un territorio, quello della Venezia orientale, che ha 1000 attrattive, già così com'è, ma che può favorire l'apertura e l'iniziativa di ulteriori attività, quel richiamo per turisti che viaggiano e si muovono in periodi diversi dalla semplice stagione estiva. In questo caso si riuscirebbe a sviluppare anche economicamente e far crescere dal punto di vista culturale ed economico un territorio che per 6 mesi all'anno invece pare quasi stia dormendo. Allora, da questo punto di vista, in qualche modo quello che proponete voi come distretto è una politica che sappia anche territori che sappiano dialogare, no? Cioè, se dobbiamo immaginare che la stagionalità del turismo non deve durare nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ma deve essere spalmata in qualche modo durante tutto l'anno, è necessario che si crei un'altra forma di turismo, no? Che i territori sappiano dialogare maggiormente. Da questo punto di vista come si lavora e come avete intenzione di lavorare? Allora, si lavora innanzitutto, il distretto turistico è formato da operatori privati e da operatori pubblici, cioè dai sindaci. L'area è quella dei 22 comuni della Venezia orientale e stiamo studiando un piano strategico che porti nel territorio degli eventi che siano di area vasta, cioè che riguardino tutto il territorio, che comprendano quindi non solo la spiaggia ma anche l'entroterra, e che uniscano da Cavallino a Bibbione tutti i territori, con una particolare, che abbiamo la fortuna che le spiagge che ci sono non sono in concorrenza tra loro, ma sono alternative. I turisti che vanno a Cavallino sono diversi da quelli che vanno a Caola, che vanno a Jesolo, che vanno a Bibbione. Abbiamo questa fortuna. Secondo lei, Presidente, mi perdoni se la disturbo, ma in questi 2 anni siamo stati un po' orfani dei grandi eventi, che è un po' quello che ha portato via i turisti dai grandi centri storici. Mi immagino la grande mostra, piuttosto che anche qui il carnevale, comunque è stato in sordina. Mi viene in mente Miss Italia per Jesolo, che quest'anno è stata praticamente soltanto online. Si è sentito il peso di questa mancanza? Anche secondo lei è questo il problema? No, questo è uno dei problemi, mancanza di eventi, ma bisogna saper programmare, organizzare un qualcosa che sia di duraturo, per esempio un punto di riferimento, una mostra culturale, o si pensava alle Olimpiadi della sabbia, sulla sabbia, e quindi creare degli appuntamenti che siano ricorrenti nel territorio, ma soprattutto far venire nel territorio quelle persone che hanno una mobilità diversa, e quindi sviluppare le piste cicloturistiche, favorire il cicloturismo e favorire il turismo enogastronomico e culturale, perché significa portare della gente che non conosce questo territorio e che una volta che lo scopre, da Lio Piccolo, che è una chicca a Cavallino, alla laguna che c'è tra Caorle e Bibbione, ma tutto l'entroterra, e all'archeologia che esiste da Altino a Concordia Sagittaria, sono tutti delle risorse che dobbiamo trasformare in eventi per il territorio. Cosa c'è nel PNRR per voi? Per noi nel PNRR lo stiamo cercando, non è semplicissimo perché sono principalmente destinati a fondi pubblici, a opere pubbliche, però ci stiamo lavorando in accordo con i comuni, ma al di là del PNRR che ha i tempi che ha e soprattutto implica una restituzione anche di questi fondi che arrivano, c'è una serie di fondi ministeriali e europei che possono servire nel territorio, destinati alle imprese del territorio, che possono far crescere il territorio. Lavorando in collaborazione con altri distretti che ci sono in Italia, in particolare l'Abruzzo, ma anche la Sardegna o la Basilicata e la Campania, abbiamo potuto vedere come dei progetti innovativi e di area vasta siano apprezzati a livello ministeriale e abbiano ottenuto dei fondi per riuscire a realizzare nel territorio
delle importanti manifestazioni o strutture, addirittura riuscendo ad ottenere la trattenuta nel territorio della fiscalità che le aziende del territorio producono. Questa è una particolare forma di finanziamento del distretto, di realizzazione, anche di autonomia in un certo senso, che il Ministero concede ai distretti turistici, ovviamente in accordo con l'Agenzia delle Entrate. E questa, secondo me, è una delle risorse più importanti che il distretto turistico può portare nel territorio. A proposito di distretto turistico, se non sbaglio sul sito del Ministero del Turismo sono elencate tutte le spese che sono ammesse alla cessione del credito, no? Cioè le politiche governative a favore del turismo sono sufficienti secondo lei? Se lei parla con gli operatori non sono mai sufficienti, sono mai sufficienti perché le idee sono tante, le difficoltà sono tante e poi quel richiamo che faceva anche lei prima all'aumento dei costi crea veramente una difficoltà che non è facile da gestire. Anche le piccole aziende si trovano con delle bollette che sono praticamente raddoppiate rispetto a quelle dell'anno precedente nello stesso periodo o nel periodo immediatamente precedente. Rischiamo che le vacanze ci costino di più secondo lei? Ci costa di più la vita di tutti i giorni. E questo può andare a discapito delle vacanze, però siamo un popolo che ama andare in vacanza, siamo un popolo a cui piace ospitare e organizzare le vacanze e quindi confido moltissimo sulla capacità e la realizzazione di questi particolari eventi turistici. Allora, come fondazione l'ultimo studio è un po' quello che appunto ci avete inviato, state lavorando a qualcos'altro e ovviamente siete a disposizione anche di tutti gli imprenditori turistici della zona, del territorio, perché possano riuscire a fare della programmazione, perché anche per questo tipo di lavoro serve programmazione. Sì, la fondazione è nata proprio da imprenditori prevalentemente turistici per riuscire a organizzare meglio la propria attività, quindi facendo degli studi appositi su quella che è la loro attività. Ma la loro attività che non è solo e esclusivamente per accogliere persone e offrire loro della magnifica vacanza, ma anche quella di rendere facile il loro accesso. Come fondazione abbiamo fatto, siamo impegnati in prima persona e anche dopodomani un incontro con la nuova Presidente della Società Alto Adriatiche per riuscire a sbloccare la terza corsia. Abbiamo dato una mano anche noi e soprattutto a realizzare il casello di Alvisopoli o di Bibione per consentire più facilmente l'accesso alle spiagge. Ma stiamo lavorando anche con uno studio sul lavoro degli stagionali che le accennavo prima e stiamo preparando anche la prima forma di partenariato pubblico-privato di opera fredda, ovvero sia la realizzazione di una infrastruttura senza remunerazione. E qui siamo in contatto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per riuscire, con l'ufficio appalti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per riuscire a fare quest'opera che sarà la prima in Italia il cui pagamento è anticipato dagli imprenditori e poi c'è il rimborso da parte dello Stato, dei comuni in questo caso, in rate quindicennali, in 15 anni. Di cosa si tratta? Si tratta del secondo accesso a Bibione, che Bibione è un'isola, ha un unico accesso e da tempo gli operatori e anche gli amministratori pubblici chiedono che ci sia una via di sicurezza. Abbiamo presentato questo progetto con alcune imprese e lo stiamo realizzando proprio nei termini che le accennavo poco fa. Ci sa già dire i costi? Circa sui 25-30 milioni di euro. Ecco, quindi è importante, no, vedere anche come gli imprenditori si mettono in questo modo al servizio del territorio, no? Fanno economia ma generano anche economia e questo è sicuramente una buona notizia. Noi ci possiamo solo augurare che già oggi ci siano altre buone notizie. Qui facciamo un passo indietro e torniamo ovviamente al conflitto, perché le ricadute, se si dovesse andare avanti, sono tante e toccano davvero tanti soggetti. Grazie Antonio Ferrarelli per essere stato in nostra compagnia, le auguro una buona giornata e ovviamente un buon lavoro.
Grazie altrettanto, grazie ancora dell'invito, a presto. Arrivederci. Allora noi adesso andiamo a Padova, perché Padova ha presentato la candidatura a Capitale della Cultura 2025, proprio per restare in tema anche turistico. Con il sindaco Giordani abbiamo preso una decisione importante: candideremo Padova a capitale italiana della cultura. Penso che la città se lo meriti, abbia i fondamentali a posto. La bella Padova, culla delle arti, la definiva William Shakespeare nell'incipit della bisbetica domata. Padova meravigliosa con il suo ciclo pittorico del 300, patrimonio UNESCO. Padova, città delle scienze, con la sua università, la seconda più antica del mondo, dove insegnò Galileo Galilei e si laureò la prima donna nella storia. Tanti ancora di più i presupposti per candidare la città del Santo capitale italiana della cultura per il 2025. Questa è una prima tappa, è una volontà politico-istituzionale, ma riteniamo che il prossimo passo sarà quello di aprire un grande cantiere, che chiameremo Padova Cantiere della Cultura, e al tempo stesso faremo tutta una serie di tavoli tecnici operativi per dare voce alla progettualità delle tantissime associazioni che oggi stanno in modo spesso volontario e informale progettando, sperimentando, innovando. Una decisione che dobbiamo ai cittadini e alle tantissime associazioni culturali, ha spiegato l'assessore Andrea Colasio, dagli affreschi di Giotto al Castello Carrarese, dalle rigenerazioni urbane di edifici abbandonati, la città come un cantiere della cultura. Dopo il riconoscimento UNESCO arrivato nel 2021 e un anno da capitale europea del volontariato nel 2020, ora per la città una nuova sfida. Le nostre bellezze meritano di essere viste da tutti. È per questo che noi candidiamo Padova, capitale italiana della cultura. Tua telecamera, sai? Ecco, allora questa è Padova, l'avete vista, prima eravamo in collegamento con la Fondazione Think Tank e poi appunto chi sta lavorando all'interno del distretto turistico Venezia Orientale. Adesso invece andiamo a Treviso, vi presento il nostro prossimo ospite, ci ha raggiunto in studio, Assessore Lavinia Colonna Preti. Buongiorno Assessore, grazie. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi, perché in qualche modo, insomma, domani è martedì grasso, ieri è domenica, insomma sono le ultime giornate di Carnevale e abbiamo scelto di tenere questo ultimo spazio della nostra prima edizione per toccare anche il tema del Carnevale. Ovviamente Assessore, partendo dalla crisi in Ucraina, con questi colloqui che si stanno tenendo proprio mentre vi stiamo parlando, nel tentativo di trovare una risoluzione e di trovare la pace, e ovviamente vi terremo aggiornati anche su questo. Però noi occupiamoci anche del Carnevale, perché fare il Carnevale anche quest'anno, insomma già con qualcosina in più rispetto all'anno scorso, è stata una sfida, è stato importante perché è stata una sorta di ritorno alla normalità. L'abbiamo visto a Venezia, l'anno scorso era un Carnevale praticamente soltanto online, questa volta si è riusciti a fare qualcosa in più e anche il Comune di Treviso ha cercato, no, di far tornare l'atmosfera del Carnevale anche in città. Facciamo vedere anche poi le immagini proprio che noi abbiamo raccolto quando c'è stata la conferenza stampa. Allora Assessore, come sta andando? Domani è, diciamo, l'ultimo giorno, già domenica ci sono stati tanti eventi, come sta andando? Come è andata? Veramente bene, perché pensate che come accessi in città solo nel weekend sono state conteggiate 200.000 persone. E tra l'altro faccio i complimenti a tutti coloro che hanno lavorato per assicurare la massima sicurezza e anche il divertimento di tanti bambini e cittadini, quindi ringrazio la Protezione Civile e la Polizia Locale per l'enorme lavoro che hanno svolto. Io ci tengo a dire che il Carnevale è importante, suona strano parlare di Carnevale in un momento di notizie così drammatiche, però è molto importante perché soprattutto i nostri bambini hanno bisogno di normalità, hanno bisogno di un sorriso, quindi è molto importante questo Carnevale per tranquillizzare le famiglie, per dare un sorriso ai bambini nonostante le brutte notizie. E cosa molto importante, quest'anno abbiamo voluto anche il ritorno dei carri. Certo sono carri statici, ma perché è molto importante? Per far lavorare tutte le maestranze, che sono veramente tante, che sono dietro gli eventi. Spesso noi quando parliamo di eventi pensiamo solamente al risultato finale. Invece continuare, andare avanti, non fermarci è proprio importante per sostenere anche l'indotto lavorativo, che spesso è fatto di famiglie e di maestranze artigiane
che lavorano dietro questi eventi. Se vedete i nostri carri, insomma, capite che sono artigiani a tutti gli effetti. Infatti dentro c'è un po' di tutto, Assessore, c'è l'artigianato che è stato tanto in sofferenza in questi anni e lo è a maggior ragione in questi momenti con questo aumento vertiginoso dei prezzi, dell'energia, delle materie prime, quindi un grande aiuto all'artigianato, poi un grande aiuto al commercio. Abbiamo visto le immagini di una piazza dei Signori piena, anche qui il commercio che in qualche modo sta cercando di rialzarsi dopo questi 2 anni di pandemia. In cui abbiamo detto quello che è stato più pesante è stato il fatto che le grandi città, quindi anche Treviso, sono state orfane dei grandi eventi e il Carnevale in qualche modo è uno dei grandi eventi per far tornare i turisti, no? Assolutamente sì, poi sono i grandi eventi, però stiamo lavorando per rendere una città bella, vivibile, piena di eventi anche piccoli tutto l'anno, ed è una strategia che sta premiando perché Treviso è sempre di più punto di riferimento anche per tutti i comuni limitrofi, anche semplicemente per una passeggiata. Quindi i grandi eventi insieme a una strategia di qualità anche di arredo urbano, di estetica, di offerta e di tanti piccoli eventi come per esempio trovare d'estate un concerto ad ogni piazza o magari un artista che si esibisce, chiaramente fanno il successo poi della nostra città, anche se adesso ripartiremo anche con i grandi eventi, con le grandi mostre, perché a breve inaugureremo la mostra dedicata a Canova, quindi insomma speriamo che i grandi numeri tornino anche nei musei. Allora, voi avete fatto una scelta importante, che è un po' la stessa scelta che avete fatto nei 2 anni di pandemia per quanto riguarda il Natale, quindi non solo l'unico grande evento, io ricordo da bambina le sfilate dei carri che si vedevano lungo le mura, ma gli eventi diffusi, quindi ad esempio le situazioni nella loggia, poi anche in Piazza Rinaldi, Piazza Pio X, cioè tutta la città di Treviso festeggia il Carnevale e quindi tutte le attività possono beneficiare, no, di questo arrivo di persone. Questo è destinato ad essere il nuovo modello culturale, il nuovo modello per sempre, secondo lei? Sì, allora devo dire che ancora prima del Covid ne avevamo fatto un modello culturale, perché una città e soprattutto una direzione culturale non può vivere solamente di 2 grandi o 4 grandi eventi all'anno, però chiaramente deve essere appetibile in tutti i mesi dell'anno, soprattutto in un momento in cui, grazie al fatto che siamo diventati hub Ryanair, sono oltre 40 le destinazioni che arrivano proprio all'aeroporto di Treviso, quindi vuol dire che noi riceviamo ed ospitiamo, adesso speriamo sempre di più, passata questa crisi, la pandemia, adesso anche purtroppo questa guerra, però sempre di più i turisti in realtà da tutto il mondo che giungono a Treviso. E quindi la strategia di offrire una città che possa essere sempre viva, sempre allegra, ed anche i musei sempre con qualcosa da vedere, quindi coprire anche con 2 grandi mostre all'anno, che era la grande promessa che avevamo fatto, e quest'anno finalmente ci riusciremo perché avremo la mostra dedicata a Canova e poi dopo l'estate inaugurerà la grande mostra dedicata a Paris-Bordon. Quindi è un po' come immaginare di lasciarsi alle spalle diciamo la dipendenza dalle famose mostre di Goldin, mi passi il termine, la mostra che portava il grande flusso in città una volta all'anno, lasciarsi un po' alle spalle questo modello e cambiare un po' direzione, no? Quindi più situazioni. Ovviamente ci piacerebbe, certo. No? È chiaro che negli anni a venire il mondo della cultura è cambiato, quindi questo modello di grande mostra anche con grandi sponsor che possono poi ovviamente beneficiare di tanti visitatori non è più ipotizzabile, quindi è chiaro che anche il modello culturale deve adattarsi ai tempi che cambiano. Però attenzione, perché se noi guardiamo i numeri, in realtà in tutto l'anno, nonostante chiaramente il Covid, Treviso riceve molti più visitatori e quindi spesso bisogna sapere analizzare i dati, perché è chiaro che fa una tizia, una mostra da 300.000 persone, se però Treviso durante tutto l'anno ne riceve un numero ancora maggiore, credo che sia la direzione corretta anche per beneficiare, parlo proprio delle attività produttive, tutto l'anno di un flusso di visitatori poi di qualità, perché chiaramente qualità vuol dire anche capacità di spesa poi sul territorio. Poter poi vendere soprattutto i nostri prodotti di qualità, insomma, e la nostra enogastronomia che sicuramente ha un'offerta qualitativa eccezionale. Abbiamo perso in questi 2 anni un po' il turista che viene dall'estero, il turista internazionale, ovviamente a causa delle restrizioni. Ora la guerra rischia di toglierci anche tutta la fetta del turismo che arriva dall'est. Quali sono stati i numeri nonostante questo?
No, sotto questo c'è un dato, è chiaro che è un momento altamente drammatico e in particolar modo le città d'arte chiaramente sono penalizzate. C'è un dato però molto interessante ed incoraggiante che il turismo di prossimità o il cosiddetto turismo domestico è in forte aumento con dati che vanno a seconda delle regioni dal 30 al 50%. Cosa vuol dire? Che ci sono intere famiglie che prima magari viaggiavano in paesi esteri che hanno riscoperto la bellezza dell'Italia e in particolar modo il nostro Veneto e la nostra Treviso hanno delle grandissime opportunità, parlo anche ai tantissimi, per esempio c'è stato un incremento molto forte di visitatori che arrivano dalla Lombardia, quindi che hanno scoperto che si può arrivare in macchina in Veneto e godere in 2 giorni veramente di una vacanza eccezionale che va dal mare ai monti. Ecco, riuscire a sciare e poi la sera magari prendere un aperitivo vista laguna è chiaramente un'offerta che solo noi in Veneto possiamo dare e in questo momento è e sarà sempre di più l'offerta vincente. Siamo pronti dal punto di vista ricettivo poi ad accogliere tutte queste persone? Com'è messa la città? Sì, al momento per i flussi assolutamente sì, chiaramente anche questo in un'ottica diffusa, per esempio Treviso ovviamente ha pochi grandi alberghi e ha una rete di extra alberghiero molto diffusa, ovviamente Treviso in particolar modo i Veneti è chiaro che spesso poi l'offerta si adegua anche alla domanda. E per quanto riguarda la ricettività, chiaramente io parlo di Treviso, però se pensiamo che la marca trevigiana comprende oltre 90 fantastici comuni e che per un visitatore non c'è nessuna differenza dormire a Asolo sui colli del Prosecco o arrivare ovviamente nel capoluogo, è chiaro che l'offerta turistica è sicuramente adeguata, possiamo migliorare, però sicuramente se guardiamo al tutto il territorio della marca anche come capacità di posti letto e di occupazione sicuramente possiamo soddisfare tutti i turisti che speriamo arriveranno, insomma, soprattutto a partire dalla primavera. Ieri era anche la Domenica Ecologica, secondo lei questo ha aiutato o è stato un po' un deterrente? Per fortuna adesso ovviamente sento quello che il mio collega l'assessore Manera che gestisce appunto le domeniche ecologiche e anche tutto l'aspetto poi ambientale delle tematiche ambientali del comune. Per fortuna sì, nel senso che sono molti anni che ormai siamo abituati alle domeniche ecologiche e credo che ormai siamo tutti abituati. Treviso è una città poi che si presta benissimo ad essere raggiunta anche a piedi in bicicletta, quindi credo che anche le nostre strategie per incentivare l'uso appunto della bicicletta siano vincenti e comunque diciamo è chiaro che noi siamo abituati un po' tutti, no? Anche noi trevigiani, ad arrivare a parcheggiare direttamente in centro, però l'offerta poi di parcheggi anche proprio appena a ridosso delle mura sono sicuramente atti a coprire tutte le necessità e anzi c'è stata un'informativa molto capillare per cui ringrazio da parte della polizia locale ma anche proprio del nostro comune di Treviso con una mappa che fa vedere tutti i posti macchine dove poter parcheggiare. Posti liberi, quindi per aiutare insomma a orientarsi. Sì. Allora andiamo in pubblicità, Assessore, poi al ritorno parliamo del gran finale, cioè della giornata di domani e poi ci teniamo uno spazio per raccontare che cosa accadrà a Treviso dal punto di vista culturale nei prossimi mesi. Ben ritrovati, eccoci allora di Carnevale, stiamo parlando e con l'assessore Lavinia Colonna Preti ci siamo un po' fermati, stavamo per dire che cosa attende i trevigiani, ma non solo ovviamente, per la città di domani e per la giornata di domani. Per la giornata di domani. Sì, allora tutti i bambini allora, li aspettiamo dalle ore 14 ovviamente in tutte le maggiori piazze trevigiane. Allora, vi ricordiamo che i carri allegorici statici saranno in dunque Piazzetta Aldomoro, Borgo Mazzini e Piazza Borsa e che tutte le piazze principali della città saranno inondate di artisti di strada. La Mongolfiera in Piazza dei Signori che ha avuto veramente tanto successo e il Villaggio delle Fiabe sotto la Loggia Incantata, la Loggia dei 300. Quindi sicuramente un pomeriggio di festa da passare a Treviso. Ci sono delle restrizioni visto che ancora siamo un po' all'interno delle norme anti-Covid? Sì, anche essendo all'esterno, essendo comunque degli eventi, serve il Green Pass, questo sì assolutamente. Allora, invece, Assessore, prima aveva lanciato Canova, no? Allora, avete iniziato questa collaborazione con Vittorio Sgarbi, collaborazione partita, che cosa prevede? Una collaborazione che speriamo si rafforzi sempre di più, quindi stiamo anche dialogando per portare delle mostre e vi do già appuntamento perché il 14 maggio inaugura la mostra su Canova e romanticismo e dalla settimana dopo aspettiamo, c'è già un appuntamento molto importante con Vittorio Sgarbi a teatro e un suo spettacolo dedicato proprio a Canova.
Beh, sarà il prossimo Goldin Sgarbi? No, a me fa ridere perché in realtà la città, le proposte sono aperte a tutti, quindi possiamo avere le mostre che abbiamo adesso e magari avere anche Vittorio Sgarbi e anche Marco Goldin, quindi diciamo che speriamo che la scena culturale trevigiana post-Covid sia veramente scoppiettante e anzi stiamo ampliando anche le sedi espositive, perché avere più sedi espositive ovviamente ci consente di collaborare con grandi curatori, quindi mai dire mai, aspettiamo l'ampliamento. Beh, è già completato il Museo Bailo, quindi avremo circa 1000 metri quadrati di spazi espositivi per mostre temporanee, quindi insomma sicuramente Vittorio Sgarbi, insomma, e magari anche il ritorno di Marco Goldin. Beh, e tra l'altro anche adesso si sta per concludere, diceva, la mostra di Casaro, anche quella sede espositiva è stata una novità, no, per la città. Sì, certo, tra l'altro stiamo anche lavorando, ovviamente immaginate con dei ritardi legati purtroppo al Covid, però stiamo lavorando proprio anche con la nuova direttrice, che saluto, della collezione Salce, con cui abbiamo appuntamento proprio domani per lavorare a questo City Pass, quindi come abbiamo già annunciato un ticket unico che darà accesso alle sedi della collezione Salce, che ricordiamo è ministeriale MIBACT, e ai musei civici di Treviso, proprio per offrire una scontistica importante anche al visitatore che può venire a Treviso, magari stare più giorni e beneficiare di tutta l'offerta culturale trevigiana. Sì, quindi creare anche qui, no, un modello, il biglietto unico, sì, esatto, se ne è parlato, sono tanti anni che se ne parla. Che cosa rende così difficile la realizzazione del biglietto unico? Allora, no, questo è proprio amministrativo. Allora, tante volte bisogna capire che quando si amministra bisogna aspettare di fare le cose al momento giusto. Sta per accadere qualcosa di epocale, perché forse riusciremo ad avere un unico gestore, un unico sistema di bigliettazione e quindi di gestione anche proprio della fatturazione tra i nostri musei e la Salce, e quindi semplicemente stiamo aspettando questo tecnicismo per poi costruire anche tutta la comunicazione legata al City Pass, quindi chiaramente non sarebbe stato possibile lanciarlo prima di arrivare a questo. Spesso chiaramente quando parliamo di amministrazione pubblica i tempi sono un po' più lunghi rispetto al privato, perché come sapete vuol dire, proprio per trasparenza e per tutela del cittadino, fare dei bandi pubblici, e poi insomma chiaramente anche i bandi sono stati poi rallentati col Covid, quindi, ma ci stiamo arrivando, quindi credo entro l'anno lanceremo anche questo. Da questo punto di vista, no? Stiamo uscendo, abbiamo sentito anche oggi il presidente Zaia dare dei dati assolutamente confortanti che ci raccontano che stiamo andando verso una primavera completamente diversa, verso una nuova vivibilità della città. Se pensate che al 31 di marzo lo stato di emergenza dovrebbe cessare, anche se adesso insomma stiamo lottando contro un'altra emergenza. Ha visto, Assessore, che c'è questa cordata meravigliosa degli imprenditori anche trevigiani per accogliere i profughi, potrebbero arrivarne anche proprio nella città di Treviso. Come sta vivendo lei? Adesso tra pochissimo sto aspettando che la regia ci posti il contributo raccolto dal nostro Christian Arboit, che ha intervistato Adriano Battistuzzi, titolare dell'azienda, e che ha mandato un pullman al confine con la Polonia per portare nella Marca i primi 85 profughi. Come sta vivendo lei la situazione, Assessore? Penso da amministratrice, quindi da persona chiaramente con un ruolo anche politico con grande sofferenza, perché una frase celebre dice: la guerra è sempre la sconfitta della diplomazia ma anche della politica, quindi sto seguendo con le dita veramente incrociate e veramente pregando per arrivare ad un accordo, quindi prego nella diplomazia e nella politica. E ovviamente anche proprio il settore culturale è in sofferenza, perché non è solo in gioco fattori economici, però penso anche, abbiamo citato le nostre grandi mostre dipendono da prestiti internazionali, penso adesso al rapporto con il Canova e l'Ermitage, per esempio, l'Ermitage che è il più famoso museo russo, quindi momenti di grande apprensione, insomma speriamo che in queste ore ci siano degli spiragli positivi. Non posso credere che nel 2022 si possa ancora parlare di guerra per la risoluzione dei problemi è davvero incredibile. Tra l'altro dal punto di vista culturale voglio anche ricordare ai nostri telespettatori che in questi giorni che c'è la Biennale in questo periodo che c'è la Biennale dell'Architettura a Venezia, gli artisti russi hanno rinunciato a partecipare proprio come segno di per lanciare da esponente della società civile sono molto contenta e soddisfatta della presa di posizione anche proprio di tutto il mondo culturale, perché credo che
ognuno di noi debba opporsi, perché la guerra non deve essere considerata una soluzione chiaramente a problemi di ordine di geopolitica ed economici, ma è veramente triste e frustrante, quindi grazie. Noi questo anche noi poi ci sarà una presa di posizione forte da parte del nostro Consiglio Comunale, auspico giovedì, dove ci riuniremo tutti, e quindi anche come Comune di Treviso abbiamo fatto con una dimostrazione capitanata dal nostro sindaco in piazza, di cui voi avete parlato, e sicuramente anche durante il Consiglio Comunale di giovedì. Insomma, ognuno con i propri strumenti ha il dovere di lanciare un segnale, no? Esatto. Ed è esattamente quello che stiamo vedendo. Allora, Assessore, guardiamo insieme l'intervista raccolta da Christian Orboit ad Adriano Battistuzzi. Mio figlio che su mi diceva che ci sono mamme e bambini che sono notti che dormono su vagoni abbandonati al freddo, sta nevicando, quindi abbandonate Battistuzzi e pensate a questa gente qui. Se volete dare una mano non la date a noi, noi stiamo facendo il possibile per aiutare questa gente qui, mettendoci nei panni di quei genitori che hanno i loro figli che se ne vanno e loro tornano indietro a combattere, perché arrivano questi bambini accompagnati dalla mamma e dal papà, ma il papà torna indietro e li affidano nelle mani di gente che non conoscono. Adesso mio figlio mi ha appena detto che sono dei papà che vanno a dipingere col dito un cuore sul vetro dell'autobus, cioè immaginate che situazione, cioè, io potrei mettermi a piangere con facilità di fronte a queste cose, perché sono un papà, sono un nonno, ma sono una persona che ha un cuore, quindi non posso far finta che questa cosa non esista. È veramente drammatico. Voi siete partiti con un autobus, mi diceva, 2 piani? Sì, è un autobus che ha 85 posti. Inizialmente da chi ci è stata stimolata l'idea di andare su a prenderli, bastava un autobus da 30 posti. Abbiamo deciso noi di mandare quest'autobus più grande perché pensavamo che ci fosse una grande richiesta. Non avrei mai immaginato che fosse realmente così, al punto che stiamo pensando di fare un altro viaggio e poi un altro ancora, perché qualcuno mi ha chiamato dicendomi siamo pronti a contribuire, addirittura un ragazzo di Castello Roganzuolo mi ha detto un viaggio lo pago per intero io, un'andata e ritorno, perché qualcuno ha ancora un cuore che batte e vuole aiutare queste persone. Il problema è quando arriveranno qui, chi troveranno ad accoglierli. Ci stiamo organizzando appunto con una ragazza che è su insieme a una signora che è su insieme a mio figlio, ma molti arriveranno qui, avranno dei parenti a Roma, che a Venezia, che a Verona, che a Milano. Dovremmo cercare anche di fare in modo che vengano a prenderli qui o noi organizzarli il viaggio per andare nelle destinazioni varie dove troveranno qualcuno che li accoglie. E ripeto, sono bambini, mamme e anziani, non sono muscolosi tatuati, ma sono gente con pannolino o pannolone. Questo fa la differenza. Insomma, parole vibranti, no? Si vede proprio l'emozione e la tensione del momento, sono partiti e ripartiranno, e questo è solo uno degli imprenditori del Veneto che si sta mettendo a disposizione. Sicuramente anche la città di Treviso si metterà a disposizione. Poi c'era il presidente Zaia che oggi ha invitato proprio le famiglie venete a dire se ci sarà bisogno chiediamo davvero a tutti di mettere a disposizione un letto. Si diceva prima, no? È paradossale, no? Ritrovarci a parlare di questo, e stiamo festeggiando il carnevale dei bambini e ci sono bambini che vivono questa situazione qua. Fa veramente male, e noi tutti, soprattutto noi amministratori, dobbiamo riflettere, perché siamo arrivati a questo punto. Vuol dire che sicuramente la diplomazia o anche certe forze politiche non hanno lavorato bene, quindi c'è da fare molta autoanalisi, e per fortuna il Veneto è una terra veramente generosa, l'abbiamo visto anche durante il Covid, dove l'associazionismo è molto forte, però credo che sia anche molto importante capire e studiare la genesi di questo conflitto e forse lavorare di più sul prevenire queste forme di conflitto. E da questo punto di vista la cultura è molto importante, perché è solo il sapere e la conoscenza e l'interpretare la storia che può evitarci queste catastrofi umane. E proprio qui insomma volevo arrivare, no? La cultura ci salva, la cultura ci insegna, e quindi sarà anche importante immaginare che magari qualcosa possa essere organizzato per spiegare anche alla società civile
è quello che sta accadendo e quali sono un po' le radici alla fine di questo conflitto. A proposito di grande catena di solidarietà, ci sono tante notizie che sono state battute dall'ANSA, i 500 posti offerti dalla Regione del Veneto nei vari ospedali, che erano stati ospedali messi a disposizione per i malati Covid. Adesso c'è la diocesi di Vicenza pronta ad attivare le opportune iniziative a sostegno delle persone colpite dalla guerra. Questa mattina il vescovo Beniamino Pizziol è dal prefetto Pietro Signoriello, e poi c'è anche la Caritas di Treviso che si sta muovendo. Immagino che come comune... Sì, soprattutto la mia collega, che saluto, Gloria Tessarolo, che si occupa delle politiche sociali e che sta già coordinando e attivandosi per fornire aiuti, quindi quello per fortuna sì, e siamo credo uno dei comuni, delle province d'Italia credo più attivi proprio dal punto di vista degli aiuti umanitari e dell'associazionismo e del volontariato, quindi sicuramente un'eccellenza della nostra città. Quelle che state vedendo sono le immagini che ci ha inviato questa mattina Vito Battistuzzi, figlio di Adriano, che è partito, e quelle sono proprio le immagini riprese dal suo cellulare al confine con la Polonia, dove hanno caricato, diciamo, i primi profughi per portarli nella Marca, dove anche Assoindustria ha messo a disposizione degli appartamenti e ecco, infatti siete in contatto anche con loro. Sì, infatti fa molto piacere perché tutte le realtà dell'associazionismo culturale ma anche istituzionali stiamo dialogando veramente con tutti, quindi fa veramente piacere perché mi rendo orgogliosa di essere amministratrice per una città che è così generosa e dal punto di vista della cultura cerchiamo all'Atria dei Grandi Eventi anche di organizzare dei piccoli appuntamenti però per spiegare anche la geopolitica, e approfitto per dire che proprio per raccontare cosa succede in quella parte del mondo a breve terremo un appuntamento con Adriano Madaro, che ha scritto un libro molto bello per interpretare, per capire la Cina per esempio, che è uno degli attori fondamentali di questa crisi, e quindi vi invito anche a consultare il sito del comune perché ci sono le grandi mostre ma ci sono anche quei piccoli eventi che però ci aiutano a interpretare la realtà, la storia e magari un domani chissà formare qualcuno che li potrà anche evitare. Assolutamente. Grazie davvero Assessore, c'è giusto il tempo per farvi vedere il sondaggio di questa sera. Tornaring con Ferdinando Avarino, guerra in Ucraina, contro Putin bastano le sanzioni. Sapete che se la vostra risposta a questo quesito è affermativa dovete comporre lo 0422 16 26 691, leggo perché è in sovraimpressione, è lontano anche per me. Se invece è negativa lo 0422 16 26 690. Guerra in Ucraina, contro Putin bastano le sanzioni, ovviamente puntata incentrata su questo tema. Speriamo di avere anche delle novità in merito all'incontro di oggi tra Russia e Ucraina, che si sta tenendo proprio mentre vi stiamo parlando a Gomel, e intanto c'è il tempo per stare in famiglia, per un po' di sorrisi domani con gli appuntamenti del Carnevale, perché dobbiamo anche pensare che veniamo da 2 anni di pandemia e momenti come questi sono davvero importanti. Quindi grazie Assessore per essere stato in nostra compagnia e ovviamente buon lavoro a lei e a tutte le persone che con la sua presenza oggi ha rappresentato. Grazie. A voi telespettatori grazie, l'informazione torna ovviamente questa sera a TG Veneto 18:30 e poi a seguire gli altri notiziari della nostra emittente. Arrivederci.